Siamo live. Siamo live. Ciao da Gigi Frigao, onorato di partecipare alla sagra Panetomata. Dessuani e Sadomata. Dessuani e Sadomata, collezione antica di Gigi Frigao. Sinai. Presente. Allora, qua partiamo con un abito da uomo con una giacchetta antica della fine dell'Ottocento. Qua invece come vestivano le bambine quando iniziavano ad usare il vestitino sardo dagli 8 anni su circa. Questo è un abito a perra de ganna. Perra de ganna viene dato da come veniva plissettata la camicia, da notare questa parte qua. Veniva usata una canna per prendere delle misure ed è un abito festivo. Qua abbiamo un bambinetto, anche questo è originale del Novecento. Questo è un ultimo trovato che va a completare la collezione sui vestiti de dollu des bagariete, sarebbe l'abito da lutto che usavano le ragazze quando erano giovincelli, non sposate. Questo è un abito da vedova, nero, lutto, di lusso. Questa gente ne nipote. È un abito da lutto, nero. Il nero nasce ai primi del Novecento perché il colore del lutto prima era il marrone, che oggi qua purtroppo non c'è. Questo invece è una moda come vestiva l'uomo quando lasciato il vestito sardo iniziava a vestire dei zenori, quindi da signora, ed è il modo con cui vestiva, di cui il fazzoletto, il cappello, il bottone, tutti i segni per evidenziare il lutto. Qua abbiamo sui vestiti di Zaietta, una cosa molto particolare di questo qua, che il cappello ha una spilla d'oro, una brocciolina. Allora, veniva denominato subvestiti dei sullitterau, cioè andavano a nozze con una persona tipo avvocato, dottore, medico. Continuare di voce, quanto c'è questi E quindi su capito su questa sposa che andava a sposare un medico, notaio, avvocato, quindi per differenziarsi il corteo che andava proprio a nozze con una persona abbastanza importante usava il cilindro. Infatti c'è un detto antico, quando qualcuna cercava di darsi delle arie ma non era nessuno, i sardi gli dicevano là da manca scetti sa cappellina da mancare, e quindi qua abbiamo un vestito gonna tutta in orbace, gredione di broccato e niente. Poi qua invece abbiamo un vestire a baschina, sono tutti della fine dell'Ottocento questi qua. Quello invece è un vestire a gipponi, abito maschile, abito da sposa nuziale, ceto sociale molto alto, vestire a scialleseda, ceto sociale alto, adesso come l'ho presentato, ha tutte i polsini che sono tutti ricamati in filo oro, i linguasa che sarebbero copribuffolo, sono tutti ricamati in oro. In particolare che vediamo lì, quella sacca dove vediamo che esce un velo, lì era l'involucro che veniva usato per regalare alla sposa il velo. In questo caso qua la suocera, quando ha regalato il velo, anziché avvolgerlo in un pezzo di carta pacco regalo, diede il pacco era di broccato di grandissimo valore, poi chiusa con una trina d'oro, ed era il pacco per il regalo del velo. Poi qua vediamo dei corsetti che sono tutti ottocenteschi. Qua invece vediamo una donna con un mucadore in mano, e veniva chiamato anche mucadore a fronco, perché così attorcigliato, come l'ho presentato, aveva due denominazioni: mucadore in mano o mucadore a fronco, con un vestitino da battesimo, diciamo, vestitino che ha circa 70 anni, non è molto antico.
Un'altra cosa particolare qua della mia collezione è questo corsetto qua. Questo è uno dei pezzi più antichi di Sinai, che è della fine del Settecento. Riconosce dagli interni il tipo di lino che ha per modelare e più dai ganci. Sono dei ganci. Questo è uno dei pezzi più antichi, 700, fine Settecento. E questo è su vestiti di gonna andiana. Questo veniva usato quando stavano iniziando a lasciare il vestito con sabordau, quindi iniziavano con delle gonne più leggere di cotone e su vestiti di andiana. È riferito, andiamo a vedere dietro, la gonna e il grembiule sono tutti interamente di un tessuto di cotone stampato. Questa è un'indiana dorata. Qua abbiamo un abito giornaliero da uomo. Dopo che rientrava dal lavoro, anche l'uomo sotto Saberrita usava il fazzoletto con l'abito giornaliero, e anche questo qua è un abito giornaliero da donna, tutti completamente questo da donna Audi. Vi aspetto a Maracalaguris a vedere dal vivo questa bellissima mostra, non solo la mia ma tantissimi spazi che gli amici e la Proloco di Maracalaguris ci hanno dedicato. A Trusanus. Alla sagra? Alla sagra adesso, Vane è stato male. Ok, ciao. Alla Ciao. Vieni Angela.